abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni Alessandra Moretti, la candidata del Partito Democratico per guidare il Veneto. Vedremo insomma come andrà a finire le prossime elezioni regionali. Innanzitutto buongiorno Moretti, grazie per essere con noi questa mattina. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Parto da una battuta, se mi permette, che con grande senso dell'umorismo il ministro Martina, che ha inaugurato il Vinitaly, ha fatto la presenza del governatore Zaia, del sindaco di Verona Tosi, li ha ringraziati a nome suo e a nome del Partito Democratico. Io credo che lei non abbia tanto voglia di ringraziarli, immagino, li ha ringraziati ovviamente per opportunità politica. È una battuta, ovviamente. Intanto io ringrazio il ministro Martina, ma senz'altro ci siamo sentiti ieri proprio perché io non potevo essere presente, e in ogni caso insomma il Vinitaly per me è una grandissima manifestazione, una grande manifestazione delle nostre eccellenze venete, e quindi certamente è un luogo e una manifestazione importante, molto importante, e quindi credo che questo fosse il senso insomma del ministro. E però il fatto della battuta sul ringraziamento a Zaia e Tosi, lei, ripeto, non ha tanto voglia di ringraziarli a quanto pare. Ma no, per così, sono i miei due avversari politici. In ogni caso il Vinitaly è una manifestazione che si fa a Verona, dove c'è un sindaco che ovviamente per relazioni istituzionali era presente, e c'era anche il governatore, insomma. Poi che il Vinitaly sia frutto del loro impegno, ecco, su questo ho qualche dubbio. Penso che sia frutto del grande impegno e della grande forza delle nostre aziende, questo sì. Le chiedo, è chiaro che da Verona glielo devo chiedere, insomma, la discesa in campo del sindaco Tosi quanto può in qualche modo esserle d'aiuto? Ovviamente uso un termine forte per dire appunto che comunque dal punto di vista di opportunità politica può giovarle. Ma sa, lei sa bene che io ho accettato questa sfida pur sapendo che era una sfida molto difficile. Ho accettato di combattere dedicando tutte le mie energie e dimettendomi subito dal Parlamento europeo. Ecco, questo è stato un segnale con il quale io volevo dare un messaggio chiaro agli elettori, cioè ci credo davvero, credo che il Veneto possa essere conquistato, no, e governato dal centro-sinistra. Lo credevo il 16 gennaio, quando la Lega era compatta, quando il centrodestra ancora era compatto su Zaia. E ovviamente oggi credo che questa sfida sia ancora più possibile e che la vittoria sia portata di mano, perché certamente le fratture, le spaccature, la lacerazione dentro la Lega e soprattutto il comportamento di Matteo Salvini, che ha di fatto buttato fuori il suo principale avversario politico, e di fronte a questo Luca Zaia ha manifestato di essere commissariato da Salvini perché non ha proferito verbo, non ha fatto sapere mai il suo pensiero, ha cioè manifestato il fatto di non essere un leader. Certamente questo aiuta ancora di più il centro-sinistra. Le chiedo, il PD veronese, proprio prendendola da esempio, ha invitato Tosi a dimettersi. Dice Alessandra Moretti si è dimessa da europarlamentare per dedicarsi completamente al Veneto, dovrebbe fare così anche il sindaco di Verona, dimettendosi appunto dalla poltrona di primo cittadino della città per dedicarsi al Veneto. È d'accordo? Guardi, io penso a me, nel senso che queste sono scelte personali. Lei sa bene che nessuna norma mi obbligava a dimettermi dal Parlamento europeo, potevo aspettare a maggio e a seconda di come andava sceglievo la strada a me più comoda. Io ritengo che la politica sia servizio prima di tutto, e ritengo anche che in un momento di grande disaffezione da parte dei cittadini verso i politici siamo noi a dover dare degli strumenti e siamo noi a dover dare il buon esempio anche di coerenza politica. Io l'ho fatto, però io penso a me, poi gli altri ovviamente facciano quello che credono e poi saranno gli elettori ovviamente a giudicare. Moretti, lei sta conducendo una campagna elettorale sicuramente nuova, perché si guarda un po' all'indietro, cioè quando c'era più contatto con la gente. Che cosa le chiedono i veneti? Guardi, i veneti stanno intanto esprimendo una grande soddisfazione, devo dire, mi danno molto affetto, perché vedere un politico che scende in piazza, che sta tra la gente, che si confronta nei luoghi di lavoro, nei bar, nei luoghi in cui si fa anche comunità, ecco, parlare, ascoltarli, questo a loro piace molto questo modo, ecco, di fare politica. E poi i veneti sono molto delusi dal governo di Luca Zaia, che è stato un governo inattivo,
non ha fatto nulla. Io spesso chiedo a loro, ditemi cosa ha fatto Luca Zaia in 5 anni, e la risposta non viene, cioè è sempre la stessa, il silenzio. Ecco, io credo che di fronte a questo silenzio noi dobbiamo reagire, e la voglia di cambiamento è un sentimento diffuso, il cambiamento perché sappiamo che non possiamo più aspettare, sappiamo che la politica deve agire, che la politica deve farsi carico dei problemi di una regione e deve risolverli in fretta. Moriti, le chiedo da ultimo uno dei temi che credo sia come dire, fondante, importante. Anche il Veneto sta sentendo purtroppo le difficoltà di questa crisi, proprio sul tema del lavoro. I provvedimenti ad esempio del governo centrale, del governo Renzi, il Job Act ad esempio, possono essere importanti per far sì che il Veneto riesca a reagire a queste difficoltà che lo hanno colpito. Assolutamente sì, guardi, io ogni giorno che vado avanti, oltre ai comuni, ne ho già fatti 320, ho visitato più di 60 aziende, piccole, medie e grandi. Il Jobs Act sta avendo un effetto straordinario sul Veneto. Guardi, in 2 mesi quasi 10.000 posti di lavoro in più, e oltre 2.600 aziende venete che stanno utilizzando le nuove regole del Jobs Act per passare da contratti precari a contratti a tempo indeterminato. Zuccato, che è il presidente degli industriali, parla di fiammata occupazionale tra aprile e maggio, quindi noi siamo in un trend di crescita. A questo io aggiungerò nei primi 100 giorni del mio mandato da Presidente della Regione altri provvedimenti sul lavoro che vadano ovviamente ad aiutare le imprese che assumono. Per esempio, un'impresa che assume un giovane a contratto indeterminato con contratto di apprendistato, oltre alle agevolazioni dello Stato, avrà 500 euro in più al mese fino ad un massimo di 6.000 euro in un anno, proprio perché io voglio valorizzare ancora di più quello che lo Stato sta facendo e declinarlo nelle specificità venete. Ad esempio, basta il tirocinio gratuito negli studi professionali, noi daremo allo studio professionale che assumerà un contratto un giovane il 50% del salario per quel giovane, che deve avere un contratto e deve ovviamente avere anche una sua indipendenza economica. E poi apriremo una grande azione per i contratti di apprendistato per gli over 50, cioè per tutte quelle persone che perdono il lavoro a 50 anni e che hanno diritto ad imparare un lavoro nuovo ed ad essere ricollocati nel mondo professionale. Moriti, io la ringrazio davvero, è stato un piacere poterla avere ospite. Le porte della nostra emittente sono spalancate, qualora dovesse venire a Verona ci venga pure a trovare, sarà un piacere ospitarla. La ringrazio e saluto tutte le persone che ci stanno ascoltando, sperando di potervi ritrovare presto. Buon lavoro, grazie, buona mattinata. Grazie a voi, arrivederci. Bene Marco, ringraziamo ancora Alessandra Moretti, a te la linea e la palla per il finale.